In occasione della Santa Pasqua abbiamo preparato le cudure pasquali. È un impasto o una sorta di frolla e poi dentro verrà decorata con delle uova sode e poi abbiamo noi scelto altre decorazioni come dei fiorellini, delle ciliegine candide oppure delle codette colorate. L'impasto prevede 1,5 kg di farina, 750 g di margarina, 500 g di zucchero, 2 tuorli, un uovo intero, 200 ml di latte e 5 g di ammoniaca e poi infine dell'aroma alla vaniglia. Abbiamo disposto la farina a fontana e abbiamo giustamente messo dentro le uova, lo zucchero, l'ammoniaca, la vaniglia e poi abbiamo impastato con la margarina e aggiunta poco a poco il latte. Abbiamo formato questa frolla, l'abbiamo fatta riposare per qualche minuto e poi ci siamo dati da fare con delle forme che noi avevamo in casa con del cartoncino, quindi una colombina, qualche cestinetto. La tradizione vuole anche che le nonne facevano il classico solamente con un uovo, quindi la cudura piccola con un uovo e con delle treccine di sopra. Abbiamo fatto qualche coniglietto. Insomma, le forme che più desiderate. Noi ci siamo dati da fare con dei cartoncini, con delle forme a cartoncino, poi ognuno giustamente se riesce a trovare delle forme in giro può fare la forma più desiderata. Quindi abbiamo fatto queste uova sode, le abbiamo cucinate per non più di 8 minuti e poi lasciarle raffreddare nell'acqua, in modo che poi quando li sbucciamo non troviamo quel fastidioso colore verde che si trova se si fa cucinare troppo. L'importante è spenderli con del bianco dell'uovo in modo che gli diamo la lucentezza e li abbiamo infornati a 180 gradi per circa 20-25 minuti in base giustamente al proprio forno. Quindi è nostra abitudine poi, aver completato il lavoro, quando sono freddi, di sistemarli, confezionarli per bene con della carta trasparente, con dei fiocchetti, con degli ovetti che si possono trovare benissimo in commercio e poi regalarli. Di solito si regalano agli amici, io li regalerò alle nipotine. Ecco, si porta un piccolo pensiero per fare gli auguri di Pasqua. Un ottimo regalo quindi per Pasqua. Sicuramente le cose fatte in casa sono sempre gradite. Intanto ci sono tante ricette della tradizione pasquale in Sicilia, questa è una delle varianti che possiamo utilizzare. Possiamo anche Sì, utilizzare altri ingredienti. sì, io ricordo benissimo che la nonna li faceva con un altro impasto, infatti veniva un impasto un tantino più lievitato, quindi magari non veniva la classica forma. Questo è un impasto mio modificato in maniera che nella cottura non si deformi tanto la forma che noi vogliamo dare, quindi con pochissima ammoniaca. Ringraziamo Anna Maria, naturalmente vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine Facebook, anche sui nostri gruppi, postate le vostre foto e poi ci sono i siti internet cibodoc.it e vivomangiando.it.